Qui si stimano circa 1 milione di euro di danni. L'impresa inizierà già in queste ore di questa giornata a fare i primi rilievi. Gli interventi sono di due tipi: da una parte la messa in sicurezza, che vuol dire rimuovere ancora le parti di roccia che sono a rischio, e dall'altra sistemare la strada, perché i massi caduti hanno toccato 3 parti di strada, essendoci qui tornanti, e quindi in 3 punti la strada è stata fortemente compromessa. L'obiettivo, diciamo, ambizioso che si pongono i nostri tecnici è quello di riuscire a riaprire almeno a senso unico alternato per il ponte dell'8 dicembre, e quindi questo sarà possibile se il tempo lo permetterà, se ci saranno condizioni atmosferiche ovviamente buone come quelle che ci sono oggi. Il ringraziamento va ovviamente a tutto il dipartimento che ha lavorato, che lavorerà, le imprese che lavoreranno, le amministrazioni comunali interessate. Questa è un'arteria troppo importante per l'altopiano, oltretutto il momento in cui, avvicinandosi alle vacanze di Natale, serve fortemente un collegamento per i turisti che arrivano.
Marco che siamo pronti per lo sparo. Eccola qui. Dimensione Sassi? Ce n'è uno grosso. Io quando non aia da fondo quello. No, guarda non c'è fermo. L'altro adesso quello da già. Sotto forse Dopo il vallo è finito. Adesso guarda, sta ancora cadendo materiale. Appena adesso. Si vede, mi sembra che sia rimasto su, però Paolazzo si è appena conclusa l'operazione di brillamento del diedro sopra la SS 350 di Folgaria Valdastico. Com'è andata? Esattamente, appena conclusa adesso, direi che è andata bene dalle prime immagini che abbiamo visto, che abbiamo potuto vedere da qui, quindi adesso si tratta poi di fare un'ispezione accurata, individuare ancora le masse instabili che ci sono, di sgaggiarle e procedere poi alla pulizia complessiva del versante e poi successivamente ripristinare la sede stradale per la riapertura. Comunque le prossime ore saranno utili per individuare appunto le zone ancora critiche e capire effettivamente com'è lo stato del versante dopo l'esplosione che abbiamo visto. Ecco, ci dà alcuni numeri dell'operazione di oggi? I numeri sono stati detti più volte, comunque il masso era circa 2000 metri cubi, è stato forato con 10 fori principali, lunghezza 20 metri, diametro 95 mm, con altri fori collaterali e poi sulle masse attorno anche che erano ritenute instabili attorno al diedro, con dei fori più piccoli, diametro 52, lunghezza variabile 2-3 metri. Il tutto è stato caricato con dell'esplosivo, circa 400 kg di esplosivo al plastico e 5 minuti fa si è verificata l'esplosione e ha tirato giù la massa instabile principale. Il tutto direi che è andato bene, almeno da quello che abbiamo visto qui, perché la sede stradale ha subito altri ulteriori danni ma contenuti da quello che si può vedere. Quello che temevamo insomma, all'inizio è che la massa arrivasse giù sull'astico e facesse un tappo diciamo di ostruzione. Abbiamo creato quindi ieri un vallo a monte che è servito benissimo perché ha contenuto dei massi ciclopici che sono arrivati in fondo alla valle. Quindi direi che il tutto è andato per il meglio. Ecco, quali strutture coinvolte? Le strutture coinvolte
direi è principalmente l'ufficio strutture stradali che dirigo all'interno del servizio strade e ferrovie, opere stradali e ferroviarie, e poi anche il servizio geologico, e nella fattispecie direi che bisogna ringraziare il geologo, il nostro collega della provincia, che purtroppo non può esserci qui, è il geologo Paolo Campedel, che è stato prezioso in tutta la fase di preparazione e di studio della volata. Ecco, oltre a Vigili del Fuoco. Certo, logico, poi abbiamo presidiato la zona interdetta, diciamo, al transito e anche ai pedoni, con la collaborazione di tutte le forze che sono qui sull'altipiano, e anche, diciamo, delle forze dell'ordine di Laste Basse, quindi principalmente i carabinieri di Folgaria, i carabinieri di Lavarone, la polizia locale di Folgaria, e poi tutte le nostre forze già all'interno della provincia con i servizi forestali eccetera eccetera. Quindi ringrazio tutti della collaborazione.
Grazie alle imprese che voglio citare, sono una lunga lista ma lasciatemele citare tutte perché è giusto che ci sia un minimo di riconoscimento. Intanto le tre ditte principali che hanno lavorato, che sono la Tec di Sgazzi, che si è prodigata per l'intervento in parete, e la Volata, che è stata veramente eccezionale anche nei risultati, forse anche oltre le aspettative. L'impresa Mari, che assieme alla Dynamic Geo ha fatto la parte relativa alle barriere, che proseguiranno poi anche in primavera per completare le lavorazioni di messa in sicurezza, e la cooperativa Lagorai, che invece aveva le competenze per quanto riguarda gli interventi stradali. Ma oltre a queste poi si sono prodigate una serie di altre imprese che hanno collaborato nelle varie attività. Ricordo la Maestrade, Cunaccia Bruno di Pinzolo, l'Edit Pavimentazioni, che è qui anche presente, l'Edit Thomas, la Georock, la Misconelto, gli Asfalti e la Canippere Nicola di Lavarone, quindi del posto. Quindi un grazie veramente a tutti. Mi sia consentito anche di ringraziare i miei collaboratori perché veramente ci hanno messo anima e corpo sabato e domenica. Spiegare qualcosa di... Illustra un po', dai. Allora, dico due parole tecniche, ma poi volevo passare anch'io ai ringraziamenti, perché tanto penso che dal punto di vista tecnico uno già da qui vede che cosa c'è. Se uno va su internet e guarda quello che è stato il 4 novembre e poi viene qui a distanza di un mese e si rende conto di quello che è stato fatto. Praticamente noi abbiamo fatto esplodere 2000 metri cubi di roccia che erano incombenti sulla strada il 21 di novembre e questa è stata la sfida principale all'inizio perché era un'incertezza, cioè non si sapeva come diciamo evolveva un po' il tutto, no? Però da lì sapevamo che c'erano 15 giorni massimo per andare poi a ripristinare tutta la strada. La strada era già stata devastata dal primo franamento, ma sarebbe stata interessata successivamente ad un ulteriore franamento voluto. Quindi bisognava programmare poi l'attività da allora in poi. E è stata accettata come sfida, diciamo un po', da tutti quanti, da tutti i componenti del mio ufficio strutture stradali della provincia, e poi anche dalle imprese, da tutte le maestranze. Qui ci sono state maestranze impegnate giorno e notte, eravamo qui più o meno quasi una quarantina di persone con mezzi, per fare due numeri, 4 escavatori di grande entità. C'erano i ragni in parete che dovevano lavorare per togliere poi tutto il materiale franato, i mezzi per trasportarlo via. Cioè abbiamo tolto da questo versante 2000 metri cubi di materiale, il tutto in pochi giorni. Abbiamo realizzato una scogliera di quasi 100 metri, delle barriere paramassi, paradegito provvisorie, circa 150 metri lineari. Cioè è stato fatto un lavoro d'equipe generale a livello di tecnici e a livello di impresa e il tutto è stata una sfida che aveva delle grosse incertezze, perché io avevo detto al Presidente Fugati il giorno in cui ci siamo trovati qui, ci proviamo ma non assicuro il risultato perché la cosa era veramente sfidante. La cooperativa Lagorai, no, noi l'abbiamo presa appunto, come diceva l'ingegnere Nicolussi, come una sfida. Abbiamo fatto il massimo, è logico che è stato difficile, è stato impegnativo sia per le maestranze sia per tutti noi, però abbiamo capito anche qual era l'obiettivo che dovevamo dare, cioè dovevamo dare in poco tempo la strada transitabile per tutti i motivi che ci sono legati al turismo, legati all'economia, legati a qualsiasi cosa. È stata difficile, però con l'aiuto anche della provincia e del servizio opere stradali ce l'abbiamo fatta, insomma loro ci sono stati tanto d'aiuto comunque, perché erano qua tutti i giorni ad aiutarci e ad andare avanti con il progetto E a tenervi al passo e prenderci ogni tanto e tirarci le orecchie, però
ce l'abbiamo fatta, insomma, ecco. Saluto tutti i rappresentanti istituzionali, i sindaci locali, il presidente della provincia di Vicenza, i sindaci dei comuni confinanti, saluto tutti i rappresentanti del Dipartimento nostro delle infrastrutture che sono intervenuti, le imprese locali, il servizio di gestione strade, i vigili del fuoco, la polizia locale, i rappresentanti anche economici di questo territorio. Io ricordo le prime telefonate che mi fecero i sindaci di Lavarone e di Folgaria al momento, diciamo, nelle ore successive, e la preoccupazione devo dire che era tanta, vi ricordate benissimo, e era tanta perché da una parte si era capito che la frana avvenuta era una frana rilevante, e dall'altra si era subito capito che i lavori conseguenti non sarebbero stati facili. Ma per un territorio, diciamo, come l'Altopiano, Folgaria, Lavarone, proprio, diciamo, all'inizio della stagione turistica invernale era un momento difficile sicuramente. Allora, poi eravamo venuti a vedere sul posto l'entità dei danni che i sassi che era Kim Merzieri testimoniavano benissimo lo stato delle cose. Io mi ricordo esattamente quando l'ingegner Nicolussi disse questa è una sfida, però lui non l'ha detto, ma mi ha anche detto ma Presidente le sfide le vinciamo, ok? E quindi io dissi abbiamo un obiettivo ambizioso, io dissi così, quello di riaprire a senso unico alternato un prolotto, però devo dire che loro mi avevano detto che aprivano normalmente, quindi c'era già una certa volontà di arrivarci, e credo che oggi in questo momento ci siamo trovati prestino la mattina, saluto anche il consigliere Casvalda, ci siamo trovati prestino la mattina perché oggi noi in consiglio dobbiamo tornare giù presto stamattina, ecco. Però ci tenevamo ad esserci per ringraziare il lavoro che c'è stato, anche la collaborazione con le amministrazioni venete vicine, e per dare anche un via visto che siamo a cavallo dell'Immacolata, un via alla stagione turistica dei nostri territori. Quindi anch'io ringrazio la capacità, la volontà, la tenacia con cui sia la parte pubblica della provincia, dei comuni, che la parte privata, delle imprese che hanno lavorato, in cui hanno creduto in questa sfida. Non era facile, non è stato facile, però credo che questa sia la dimostrazione che quando c'è la volontà e quando c'è la collaborazione anche. A me arrivavano messaggi, i sindaci mi tenevano informati, dalla comunità locale, che i lavori proseguivano e c'era veramente la possibilità di farcela. Alla fine ce l'avete fatta, ce l'abbiamo fatta, e credo che possiate essere orgogliosi di quanto è stato fatto in queste settimane. Grazie. Presidente della provincia di Vicenza. A me non resta che ringraziare il Presidente Fugatti, tutti i tecnici, se siamo un po' noi in sofferenza qua adesso con Alfredo, immagino voi tutti i giorni qua, buio, mattina presto, sera tardi, e effettivamente oltre ai ringraziamenti tanti complimenti, perché noi abbiamo in qualche modo cercato di rappresentare le esigenze delle comunità locali, soprattutto dei lavoratori che andavano dal Vicentino a lavorare appunto da voi. Siamo stati subito ricevuti con immediatezza, e quindi già questo era un segnale di attenzione, con una preparazione da parte degli ingegneri puntuale che faceva capire come ci fosse veramente un'attenzione massima. Ci hanno detto per l'8 sarà aperto senso unico alternato, lavoreremo per fare in modo, e poi ci siamo sentiti nei giorni scorsi, alle 7 mattina apriamo effettivamente, arriviamo qui che troviamo tutto asfaltato, righe fatte, massi messi a posto e tutto, fatto anche le righe, anche la terra veramente
Credo ci sia da farvi i complimenti, ringraziarvi per quello che avete fatto e effettivamente da capire come anche la pubblica amministrazione possa funzionare, dove ci sono le persone che sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista politico la fanno funzionare. Questo è un esempio secondo me un po' per tutti quando c'è poca fiducia nelle amministrazioni e quando invece si vuole anche come politici o come amministratori dare dei segnali alla popolazione. Qui l'intervento è stato veloce, significativo, competente, io veramente ringrazio il Presidente Fugatti per ringraziare tutta una comunità che si è spesa a nome della comunità vicentina. Grazie mille. Grazie.